14 anni fa è iniziata la nostra storia. Noi abbiamo iniziato la nostra cellula a Scaltenigo di Milano. Il pastore Marco è venuto su da Napoli, lui con la pastore Eliani, e lì abbiamo iniziato il nostro primo lavoro. Siamo stati lì per un po' di tempo. Dopo il pastore Fabio ci ha prestato la sua chiesa dove facevamo le nostre riunioni nel pomeriggio. Siamo rimasti lì un paio d'anni con lui e dopo il Signore ci ha benedetto. Noi siamo riusciti ad affittare il nostro primo locale in via Giovanni Felisati, lì sempre a Mestre. Siamo rimasti là un po' di tempo. Il Signore ci ha dato un spazio un po' più grande a Carpenedo in via San Donà, no? E lì è iniziato la nostra chiamata, il nostro ministero, no? Il pastore Marcus e la pastore Eliani sono stati trasferiti a Torino e loro ci hanno chiamati e hanno detto: guarda che noi siamo stati trasferiti, è arrivato il vostro momento, no? Adesso voi sarete i responsabili per la chiesa di Venezia. E quello ci ha riempito il cuore di gioia, anche se non avevamo tante esperienze, no, in essere pastori, ma non ci siamo tirati indietro. Abbiamo preso la responsabilità, abbiamo iniziato i lavori lì, il Signore ci ha benedetto tanto perché tutta la chiesa ci ha abbracciati e noi abbiamo lavorato insieme. La prima cosa che il Signore ci ha messo nel cuore di fare è di cambiare il posto della chiesa. E noi ci siamo trasferiti in via Lingendal dove siamo oggi. Lì il Signore ha fatto grandi cose. Ci sono stati momenti difficili, abbiamo passato tante lotte, siamo arrivati all'estate di avere culto con 12 persone soltanto. Ma noi non ci siamo scoraggiati, siamo andati avanti, il Signore ci ha benedetto e oggi siamo quel che siamo. Io mi ricordo nel 2006 quando Daniel mi ha invitato a venire in chiesa, sono parte anche della cellula lì di Scaltenigo e sempre mi emoziono quando vedo le foto e vedo le cose, di vedere come Dio fa le cose grandi quando tu hai un cuore disponibile. E questo mi ricordavo quando parlavamo di questo, di quando Daniel iniziava alle 4 di pomeriggio perché il culto era alle 6 e lui iniziava a prendere le persone nelle loro case perché a Scaltenigo giustamente non c'è un trasporto pubblico che tu puoi arrivarci, e lui per 2 ore prendeva le persone e portava lì per poter avere accesso alla parola di Dio, accesso a questa chiesa. E mi ricordo di tutti gli incontri, il nostro primo incontro di donne che Pastore Eliani ha fatto, eravamo in pochissime donne, io penso 4 o 5, ma sempre ho visto sempre nel loro cuore questa gioia nel fare, nonostante non vedessi i risultati magari che qualsiasi persona spera. In questi anni noi abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo fatto tanti incontri di donne, abbiamo fatto tanti incontri di uomini, tanti lavori con i bambini. Oggi infatti i nostri giovani, le persone che ci sono frutto di questi lavori che abbiamo avuto dall'inizio della Chiesa. Nel 2011 o 2010, non mi ricordo adesso, è iniziato il lavoro nazionale delle donne con Pastore Eliani. Lei ha usato tutte le donne di Venezia, noi eravamo lo staff. E questo incontro va fino ad oggi, è un incontro grandissimo e noi gioiamo per questo, perché è un qualcosa di grande del cuore di Dio che è nato nella Chiesa di Venezia. Nel 2014 ci siamo trasferiti come in via Lingendal, le cose hanno iniziato a crescere, però nel 2015 Dio ci ha detto: adesso dovete moltiplicare, perché dividere non è una bella parola e non è giusta. E quindi da questa moltiplicazione è nata la Chiesa di Verona, e gloria a Dio oggi che abbiamo una chiesa bellissima lì con Pastore James e Pastora Fernanda,
e vediamo che il Signore continua a benedirci, continua a benedire questa Chiesa, continua a benedire i frutti e noi ci crediamo. Noi crediamo in ognuno di voi che siete con noi crediamo nell'opera che Dio ha per ognuno di noi, crediamo nella sua gloria che sarà sempre manifestata in mezzo a noi. Tanti auguri Cicirmi Venezia. E questo ringraziamo tantissimo al Signore perché tutto quello che abbiamo il Signore ci ha dato, e ringraziamo anche a voi, no? Che siamo lì insieme. Grazie, e questo auguri è a tutti noi per la nostra Chiesa. Tanti auguri.